Intervento da Guinness dei primati all'ospedale di Canicattì, impiantato un pacemaker a un paziente di 103 anni. Dopo l'impianto effettuato nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Canicattì lo scorso 28 novembre di un pacemaker, nella giornata di ieri è stata la volta della visita di controllo per un paziente di 103 anni residente nel comprensorio canicattinese. L'intervento è stato compiuto dal primario Luciano Sutera Sardo, che non si è mai sottratto a eseguire interventi di questo tipo anche a beneficio di pazienti ultracentenari o comunque molto anziani, perché anche loro hanno il pieno diritto a essere salvati e a continuare a vivere la loro vita a qualunque età siano giunti. Durante l'operazione di impianto, nonostante l'età molto avanzata del paziente, tutto era filato liscio. La visita di controllo nella giornata di ieri, effettuato direttamente dal dottor Sutera Sardo, ha confermato che non ci sono problemi per il pacemaker impiantato. All'esito della visita di controllo, l'anziano e i suoi figli erano contenti, tenuto conto che il pacemaker assicura una qualità della vita migliore al paziente prossimo al compimento dei 104 anni. L'unità operativa di cardiologia, ha commentato il primario, non è nuova di interventi del genere. Nel marzo dell'anno scorso hanno operato con successo una donna di 102 anni e l'intervento è stato un successo non soltanto del reparto ma dell'intero presidio ospedaliero Balone Lombardo, direttamente e egregiamente dal dottor Giuseppe Augello. Il nostro presidio ospedaliero è un punto di riferimento sicuro per la salute dei cittadini di tutto il vicinato territoriale e persino delle altre province, in primis quello di Caltanissetta. D'altronde, conclude il dottore Sutera Sardo, la direzione strategica dell'ASP di Agrigento, guidata dal direttore Giuseppe Capodieci, tiene in debita considerazione il nostro ospedale, impegnandosi efficacemente per il potenziamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni sanitarie dell'ospedale di Canicattì.